di cartone. Vai. Non mi ricordo come inizia. Allora, io a chiedere. Devo staccarmi Da cosa? personale. Perché sta Sì. pensando al pagliaccio. Oddio. Vai. Ogni anno il 2 novembre c'è l'usanza per i defunti andare al cimitero. Ognuno ha da fare questa crianza, ognuno ha da tenere questo pensiero. Ogni anno puntualmente in questo giorno di questa triste e mesta ricorrenza, anch'io ci vado e con dei fiori adorno il loco marmonio del si Vicenza. St'anno mi è capitata un'avventura. Dopo di aver compiuto il triste omaggio, Madonna se ci pensa che paura, ma poi faccia tenere il coraggio. O fatte Cristo, statemi a sentire. Si avvicinava l'ora della chiusura. Io tomo stavo per uscire, buttando notte in qualche sepoltura. Qui dorme in pace il nobile marchese, signore di Rovigo e di Belluno, ardimentoso eroe di un'impresa, morto l'11 maggio del 31. Lo stemma paperone in coppa a tutti, e la croce fatta e lampadina, 2 mazze rose con la vista agli occhi, canniere, cannerotte e 6 lumini. Proprio azzeccata tomba il suo signore, ci sta una tomba picciriera, abbandonata, senza manco un fiore, per segno solamente una crociera, e in goppa croce, appena si leggeva, Esposito Gennaro nel turbino, guardandola che pena mi faceva sto morto, senza manco un minuto. Mentre fantasticava il suo pensiero, si era già fatta quasi mezzanotte, solo per loro, e io, solo i miei amici. E io rimanette chiuso prigioniera, morta paura innanzi a me. A un tratto che veda lontano, due ombre avvicinarsi a parte mia. Pensai, sto fatta a me la pare strana, sto sciccato, dormo o è fantasia? Guarda che fantasia, ero marcato, con tuba, caramella e copa strana. Chi le ha appresso io, sono tutto annesi, tutto vedendo, e una scopa in mano. E chi certamente è Don Gennaro, morto poverino, lo scomatore. Potevano stare a mezzo quasi in Italia, quando Marchese si fermai e bocca, e tomo, calmo, dicette a Don Gennaro. Da voi vorrei sapere, vile carogne, con quale ardire, e come avete osato di farvi seppellire per mia vergogna, accanto a me che sono blasonato. La casta è casta, e va sì rispettata, ma voi perdeste il senso e la misura. La vostra salma andava sì inumata, ma seppellita nella spazzatura. Ancora oltre sopportare non posso la vostra vicinanza puzzolente, ma dopo quindi che cerchiate un fosso tra i vostri pari, tra la vostra gente. Signor Marchese, non è colpa mia, io non mi ho visto fatto che sopporto. Mia moglie è stata a fare sta tessaria, io che potevo fare? Io ero morto. Se fosse vivo, lo farei contento. Pigliasse la casciolella con 4 ossa e proprio no, ovvio indassimamente, me ne trasisse l'ingannata fossa. E cosa aspetti io tutto non creato per la mia raggiunta l'eccellenza? Se io non fossi stato intitolato, avrei già dato piglio alla violenza. E fammi vedere piglia sta violenza, la verità Marchè, mi sono scucciato di sentire. E se perdo la pazienza mi scordo che sono morto e sono ammazzato. Ma chi te crede essere? Un Dio? Chiedendo vuoi sapere che siamo uguali. Morto sei tu e morto sono pure io, ognuno come è nato e tale e quale. L'unico fatto, come ti permette paragonarti a me che ebbi natali e gusti nobilissimi e perfetti da fare invidia a principi reali? Ma tu quanta pasca e epifania, tu vuoi mettere in capo in ta cervella che si mata ancora in fantasia. A morte sai che è una livella, un re, un magistrato, un grand'uomo, trasendo il suo cancello, ha fatto punto che ha perso tutto. La vita è pure un uomo, tu non ti hai fatto ancora questo punto. Perciò, signor Marchè, non fa un vestire, sul porto mi vicino che ti importa. Sti pagliacciate fanno solo i vivi, noi siamo seri, a parte in mano morte.